Si è discusso degli aspetti psicologici e scientifici dell'assistenza dei pazienti oncologici nell'era digitale, in un incontro organizzato stamani presso lo Spazio Temenos. In particolare è stata approfondita la tematica di come difendere il paziente oncologico dalle fake news nell'era dei social, ovvero dalle notizie false o tendenziose che si trovano per chi naviga su Facebook. Responsabile scientifico dell'evento di oggi il dottor Alfredo Butera, primario del reparto oncologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sì, oggi è un incontro con la società civile, con i pazienti, per parlare insieme a loro del nuovo rapporto che si deve instaurare tra medico e paziente, perché in questo rapporto si intromette un po' quella che è tutta la rete, perché siamo in un'era digitale per cui il paziente molto spesso va su Google, su internet, andando a leggere delle notizie che a volte hanno una loro credibilità scientifica mentre altre no, quindi si trova smarrito e in questo senso dobbiamo aiutare i pazienti a poter comprendere meglio cos'è la rete, che cos'è Google e tutto quello che ne comporta in questo rapporto. Quindi che consigli dare, dottore? Il mio consiglio è la gente ovviamente deve aggiornarsi, leggere, però poi ne deve parlare col proprio medico di fiducia e andare lì a vedere se quello che ha letto è una realtà già operante oppure si tratta solo di un progetto oppure è una notizia che nel caso clinico del paziente può non essere assolutamente utile. Ecco, parliamo ora della nostra situazione, lei la monitorizza giorno dopo giorno, qual è la situazione oncologica ad Agrigento nel reparto che voi fate, un po' in generale anche per tutta la provincia? No, diciamo che la frequenza e l'incidenza delle neoplasie è in linea con la media nazionale e regionale. L'incidenza dei tumori ancora è alta, però le cure che ci sono sicuramente molto più efficaci rispetto al passato e la lotta si può vincere. Ecco, il pendolarismo diminuisce? Sì, noi abbiamo circa 600 pazienti in cura, erano pazienti abituati purtroppo ad andare. Non abbiamo ovviamente tutto quello che è nelle nostre possibilità, noi le facciamo, devo dire che l'azienda sanitaria ci permette di poter avere tutti i farmaci disponibili oggi e permessi dal nostro sistema sanitario nazionale, quindi il tipo di cura è assolutamente assicurato a tutti. Ecco, momenti come questi, giusto per concludere la nostra intervista, quanto sono importanti e quanto anche servono? Sono molto importanti, al di là degli incontri scientifici, tecnici che magari tra noi medici è giusto che si facciano, io penso che bisogna intensificare questi incontri con la società civile, con i pazienti, con i familiari, per poter chiarire alcune cose che poi magari possono creare disagio, stress emotivo e quant'altro. Nella nostra provincia, per quanto parliamo di incidenza di patologie oncologiche, logicamente io sono un biologo, mi occupo esclusivamente della parte microbiologica in questa parte e della parte nutrizionale, cioè di come noi possiamo aiutare il paziente oncologico al fine di meglio sopportare per esempio gli effetti della chemioterapia oppure praticamente al fine di migliorarne la qualità di vita. Che consigli dare a chi purtroppo è in questa situazione o chi magari si accorge di averla? I consigli sono quelli che diamo a qualsiasi altro tipo di paziente, cioè quello di fare una sana alimentazione che deve essere equilibrata, al fine appunto di meglio poter sopportare quelli che sono gli effetti negativi che comunque ci sono, per esempio della chemioterapia in cui è trattamento. Ciò praticamente la dieta equilibrata dovrebbe essere fatta appunto da tutti anche in maniera di prevenzione delle patologie oncologiche.